Grande lavoro dei carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine che nella giornata di giovedì 4 aprile hanno restituito alla parrocchia Pievana Matrice di Maria Vergine di Cravigliana in provincia di Vercelli una statua lignea policroma raffigurante un santo risalente al XVII secolo che era stata sottratta nel 1976 all'interno della chiesa della Valsesia. La statua in origine era posta ad ornamento di un polittico in legno ed era stata ritrovata grazie all'attività investigativa dei carabinieri nell'agosto del 2022 presso un negozio di settore di un professionista in Friuli che l'aveva a sua volta acquistata presso una galleria d'arte in Germania, storicamente conosciuta ed operante nel settore con tanto di documentazione di vendita. La statua era stata valutata 10.000 euro, alta 74 cm, raffigurante un apostolo con un libro in mano con barba e mantello, era stata posta in vendita attraverso i canali dell'e-commerce dallo stesso negoziante. Molto spesso questi oggetti vengono messi in vendita a totale insaputa del venditore sull'origine dell'oggetto. Le ricerche svolte sul web consentono però di individuare spesso dei beni culturali che sono di illecita provenienza grazie ai contenuti archiviati nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, di cui dispone il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che è la più importante banca dati al mondo. Nell'osservare con attenzione la tecnica di lavorazione e le caratteristiche di quella sottratta, così come dalla denuncia a suo tempo presentata, è effettivamente emerso che l'opera corrispondeva a quella rubata nel 1976. Ora, con la sua restituzione, la statua potrà tornare ad essere collocata sull'altare ligneo del 1600, trovando posto insieme agli altri apostoli che la adornano dopo un'assenza di quasi 50 anni.